A voi tutti un ringraziamento per essere qui molto numerosi, esatto, oltre le aspettative. Sono Ottavio Sandri, il Presidente della Regione della Sardegna, che quindi vi ringrazia per essere appunto così numerosi, e abbiamo voluto organizzare questa iniziativa come Acri della Sardegna con un ordine del giorno, perché pensiamo che ci dobbiamo dare un ordine del giorno e che il bene comune per la nostra regione. E questo bene comune più volte reclamato in moltissime occasioni diventa centrale per la politica, io penso nuova per la nostra isola, e partendo appunto da una città, e quindi partendo dalle amministrative di questa importante città per lo sviluppo e per l'economia e per il sociale della nostra regione. Quindi elezioni amministrative non solo di riferimento per la città di Cagliari, per gli Acri della Sardegna, ma anche un punto di partenza per una nuova politica. Quindi un'associazione cristiana di lavoratori come le Acri della Sardegna invitano, e quindi un ringraziamento va per aver accettato questo incontro, confronto appunto sia Massimo Fantore sia Massimo Zedda, perché vorremmo innanzitutto che attraverso questo incontro di oggi i cittadini cagliaritani, ma i cittadini della Sardegna, conoscessero quali sono le linee strategiche e programmatiche per il comune di Cagliari. Il secondo ragionamento è, essendo noi un'organizzazione di promozione sociale, ha necessità di avere un'interlocuzione sempre diretta con i nostri amministratori, e molte volte ci mettiamo a disposizione anche dei cittadini, delle persone più deboli, in un confronto diretto con gli amministratori, e quindi vorremmo proseguire, e quindi l'invito anche oggi ai due candidati affinché nel proseguo sia della campagna elettorale ma sia nel proseguo anche del loro mandato ci sia l'opportunità di avere sempre un confronto diretto con le organizzazioni del mondo del sociale e con i singoli cittadini. Arriviamo nell'esperienza come organizzazione di 4 anni di scuola, di aver organizzato la scuola della buona politica, dove stiamo iniziando a formare dirigenti sia che si occupano delle organizzazioni del mondo del terzo settore del sociale, ma soprattutto stiamo cercando di formare, non essendo noi né un partito né un movimento appunto partitico, politico, nel formare dirigenti che siano capaci poi di entrare a governare le amministrazioni, dalla più piccola, dalle circoscrizioni sino alle grandi luoghi istituzionali come il Consiglio regionale. Ultimo ragionamento, e chiudo questa mia introduzione, è che nel 2010 le Acri della Sardegna, attraverso il nostro istituto di ricerca che è lo IARES, hanno fatto una ricerca proprio sulla fiducia dei sardi nei confronti delle istituzioni. Abbiamo preso come soggetti una ventina di soggetti che vanno dalle forze dell'ordine alla Chiesa, al mondo del volontariato, alle stesse istituzioni. Ebbene, in questa ricerca emerge che i sardi hanno molta fiducia verso le forze dell'ordine, e questo è un dato preoccupante, cioè positivo da una parte, perché vuol dire che c'è necessità di avere sicurezza, e quindi questo è un dato che già i nostri candidati dovrebbero tenere in considerazione sul futuro appunto della sicurezza delle nostre città. E l'altro dato purtroppo che vede i partiti, lo stesso Consiglio regionale, lo stesso governo tra gli ultimi posti, quindi una fiducia scarsa nel rapporto con le istituzioni. Una cosa invece importante è che il 52% degli intervistati ha fiducia nel comune, quindi qualsiasi comune in Sardegna, e quindi questo è un dato importante. Quindi
l'augurio che faccio ai candidati alla carica di sindaco di Cagliari è proprio che questa fiducia che oggi i dati della nostra ricerca danno al 52% sia capace di aumentare, quindi di aumentare la fiducia appunto nei confronti dell'ente locale, perché poi è uno dei soggetti più importanti che ha il confronto con i cittadini. Ringrazio voi tutti qui presenti e do la parola ad Andrea Fraidis che coordinerà i lavori di questa serata. Grazie.